La Regione Veneto ha confermato che contribuirà, d'intesa con il Mise, a garantire il proprio impegno per il futuro di ACC. Primo step oggi a Venezia, dove si è riunito il tavolo regionale convocato dall'assessore Elena Donazzan con il supporto dell'unità di crisi di Veneto Lavoro e della finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Da quando il commissario Maurizio Castro è tornato ad essere commissario di ACC abbiamo stretto i ranghi, abbiamo presentato un piano industriale che può essere veramente una grande occasione di sviluppo, però abbiamo bisogno della finanza. E i rappresentanti della finanza, cioè dei principali istituti di credito operanti nel territorio veneto, si sono seduti al tavolo regionale e a loro è stato chiesto di supportare l'ambizioso e necessario piano di rilancio del sito produttivo di Mel. Abbiamo bisogno, ha detto l'assessore Donazzan, di una finanza non speculativa. E perché non una finanza del territorio che possa credere in un grande stabilimento, è stato l'ultimo grande stabilimento dei compressori in Italia, ci sono centinaia di lavoratori e delle loro famiglie ed è un'operazione molto territoriale e anche di grande respiro. ACC sta uscendo da 5 anni di gestione Wanbao che non si è rivelata all'altezza delle aspettative. Oggi il piano di rilancio è nelle mani del commissario straordinario Maurizio Castro, che al tavolo regionale ha illustrato il suo piano industriale fedele ad un approccio industrialista volto a recuperare le potenzialità produttive della sede di Mel per consentire all'azienda di mantenere il proprio livello di competitività e di appetibilità.